Buongiorno, le principali notizie. A Forza d'Agro nel Messinese, arresti domiciliari per 5 persone, c'è anche il sindaco Bruno Miliadò. Per gli investigatori, funzionari e amministratori rilasciavano certificati falsi per inquinare le amministrative del 2024. A Palermo truffa sui fondi europei per ricerche farmaceutiche universitarie mai fatte. Sono 23 gli indagati tra professori universitari, ricercatori e imprenditori. A Palermo si allarga l'inchiesta tra mafia e appalti nella sanità che vede indagato l'ex dirigente regionale Iacolino, arrestato anche l'imprenditore Francesco Mangiapane per un giro di mazzette. La base di Sigonella vietata ai caccia USA, la decisione del ministro Crosetto, corre il consenso del Parlamento, cacciabombardieri americani erano già in volo verso il Medio Oriente. Sanità, il governo boccia il decreto della giunta Schifani sulla rete ospedaliera siciliana, giudicato pieno di incongruenze e criticità sui posti letto e le reti di emergenza. A Catania, sgomberato il centro sociale Palestra Lupo, Ruspe già in azione per demolire la struttura e fare posto a un parcheggio. Calcio, il Catania punta il Picerno con l'obiettivo di consolidare il secondo, ma pronto ad approfittare di nuovi eventuali passi falsi del Benevento. La gara in programma lunedì di Pasqua al Massimino. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque a Forza d'Agro siamo nel Messinese, arresti domiciliari per 5 persone, c'è anche il sindaco Bruno Miliadò, avrebbero truccato le amministrative del 2024. Nell'inchiesta della Procura di Messina ci sono oltre 67 persone. Sentiamo Emanuela Corsi. È un vero e proprio terremoto quello che nelle ultime ore ha travolto il comune di Forza d'Agro nel Messinese. I carabinieri di Taormina hanno arrestato il sindaco Bruno Miliadò, un consigliere comunale, un agente e un ausiliario del traffico della polizia municipale per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Divieto di dimora nel luogo di residenza per un altro consigliere comunale. Al centro delle indagini le elezioni dell'8 e del 9 giugno 2024. Miliadò, candidato alla carica di sindaco, avrebbe vinto le amministrative attraverso la creazione di false residenze. Il primo cittadino finito nel mirino della procura è ai domiciliari. Nell'inchiesta sono coinvolte altre 67 persone. Andiamo a Palermo dove sono le indagini sulla truffa sui fondi europei per le ricerche farmaceutiche universitarie mai fatte. Così sono 23 gli indagati tra professori universitari, ricercatori e imprenditori. Sentiamo Maglio Viola. Truffa aggravata e falso materiale nell'ambito dell'uso dei fondi europei per la ricerca. Con queste accuse la Procura europea indaga a Palermo su 23 fra professori universitari, ricercatori ed imprenditori. L'inchiesta riguarda il progetto di ricerca BITOS e nasce dalle dichiarazioni di 2 ricercatori che hanno raccontato agli inquirenti come alcuni professori siano stati pagati senza aver mai contribuito e come siano state rendicontate spese per materiali e acquisti di attrezzature mai realizzati grazie ad accordi fra professori e imprenditori. Il progetto BITOS è una ricerca nel campo delle tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche. Indagando sulle attività del Dipartimento dell'Università di Palermo, diretto dal professor Vincenzo Arizza, i PM Geri Ferrara e Amelia Luise si sarebbero poi imbattuti anche in altri progetti come la ricerca Smiling. Nel mirino della Procura anche Antonino Fabrizio, amministratore e titolare di fatto dell'Associazione Progetto Giovani e dell'Associazione Più Servizi Sicilia. La truffa ipotizzata risale agli anni fra il 2018 e il 2023. A dicembre del 2024 la Procura europea avanzò al GIP 17 richieste di arresto, tutte respinte dallo stesso GIP lo scorso 6 febbraio. Per il magistrato a impedire l'applicazione dei provvedimenti cautelari sarebbe la risalenza nel tempo delle condotte, troppo dunque il tempo trascorso dalla commissione dei reati perché possano configurarsi i motivi di arresto. Gli indagati hanno già reso gli interrogatori preventivi e adesso la Procura ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame contro la decisione del GIP. Si allarga l'inchiesta sulla mafia appalti nella sanità che vede indagato già il manager Iacolino, adesso arriva l'arresto per un altro imprenditore, Francesco Mangiapane, coinvolto sempre in un giro di mazzette. Emanuela Corsi.
C'è un nuovo arresto nell'inchiesta mafia appalti della Procura di Palermo. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per l'imprenditore Francesco Mangiapane, direttore dei lavori per il dragaggio del porticciolo di Marinella di Selinunte a Castelvetrano. Obbligo di firma e interdizione dall'attività di impresa per un anno per un altro imprenditore, Giovanni Aveni. Secondo la ricostruzione della Procura, Mangiapane avrebbe incassato una mazzetta da 10.000 euro da Aveni, che ha ammesso di aver pagato a fronte di esplicite richieste per evitare problemi al cantiere. Mangiapane ha respinto le accuse, ma per il GIP le sue dichiarazioni non sono convincenti, soprattutto alla luce delle intercettazioni e dei contatti con Giovanni Filardo, cugino di Matteo Messina Denaro, coinvolto in un subappalto e condannato per mafia. L'inchiesta, nella quale è indagato l'ex manager della sanità Salvatore Iacolino, ha portato in carcere per corruzione il dirigente regionale Giancarlo Teresi e il boss di Favara Carmelo Vetro. Ieri il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso delle difese del dirigente dell'assessorato regionale alle infrastrutture e dell'imprenditore mafioso. Teresi e Vetro restano in carcere. L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella per missioni operative in assenza di autorizzazione preventiva. La decisione del ministro Crosetto richiama le regole sugli accordi bilaterali e il controllo italiano sull'impiego militare del proprio territorio. Il Movimento 5 Stelle aveva segnalato caccia bombardieri americani in volo partiti da Sigonella e adesso chiede ulteriori spiegazioni al governo Meloni. Roberta Lunghi. Sospiro di sollievo in Sicilia dopo la decisione del governo italiano. La base aerea di Sigonella infatti non sarà utilizzata da missioni statunitensi dirette in Medio Oriente. La notte di venerdì 27 marzo alcuni cacciabombardieri USA avevano infatti previsto un atterraggio a Sigonella prima di proseguire verso il Medio Oriente. Il no però è arrivato dal ministro della difesa Crosetto dopo aver verificato che il piano di volo non era stato autorizzato né comunicato ai vertici militari italiani. Sigonella resta una base militare strategica condivisa usata anche dagli Stati Uniti per operazioni logistiche e di sorveglianza, ma l'autorizzazione italiana sarebbe dovuta passare dal Parlamento. Le basi della NATO hanno tutte un regolamento che è stabilito da accordi internazionali e la richiesta americana è stata fatta al di fuori di questa regolamentazione e naturalmente il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore della difesa non hanno più potuto attenersi a queste regole che tutti, compresi gli americani, i nostri alleati, sono tenuti ad osservare. Questa decisione può dunque essere un definitivo intervento per rassicurare chi vive sul territorio. La NATO, l'Alleanza Atlantica, le forze armate italiane portano sicurezza. Immaginare di avere una base che porti insicurezza e instabilità vuol dire allora rinunciare alla propria difesa, rinunciare alla deterrenza, ma allora rinunciamo anche alle forze dell'ordine se abbiamo paura che queste creino problemi. A Siracusa la protesta degli agricoltori per il caro carburante. Francesco Lovi. Ora siamo qui solo un sit-in così pacifico per far sentire la nostra voce, ma in futuro possiamo tornare qui con tutti i nostri trattori e bloccare le uscite e l'ingresso della raffineria. Gli agricoltori sono pronti a bloccare il polo petrolchimico più grande d'Europa. I trattori sono davanti agli impianti sud dell'ISAB a Priolo, ma se non cambierà nulla nei prossimi giorni, qui potrebbero arrivarne molti di più. Visto che ora ci sarà lo show degli autotrasportatori, ci uniremo a loro sicuramente perché le ultime gocce di carburante che avremo le utilizzeremo almeno per fare sentire la nostra voce. Al sit-in c'è soltanto una rappresentanza della categoria tra agricoltori e allevatori. Usciti dalla grande emergenza della siccità, adesso ne devono affrontare un'altra. Noi siamo arrabbiatissimi e volevamo essere arrabbiati insieme a tutta la popolazione perché questa speculazione così forte non è giustificata. Quindi gli agricoltori siamo fermi, ma volevamo insieme a noi tutte le altre categorie che bruciano carburante. Maria Concetta ha 26 anni e lavora nell'azienda di famiglia a Solarino. Guardando al futuro vede molta preoccupazione. Che prospettive avete? Cerchiamo di continuare fin quando possa essere possibile farlo. Speriamo riuscirci. Intanto dal 20 al 25 aprile, con lo sciopero degli autotrasportatori, nei supermercati potrebbero tornare gli scaffali vuoti, come ai tempi delle proteste dei forconi.
Sanità, il governo boccia il piano della giunta Schifani sulla rete ospedaliera siciliana, giudicato pieno di incongruenze e criticità, soprattutto sui posti letto e le reti di emergenza. Non è una bocciatura ma un confronto tecnico, così l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni replica ai rilievi del Ministero sulla nuova rete ospedaliera siciliana. Per i tecnici del Ministero della Salute il decreto presenta numerosi disallineamenti e incongruenze. In una nota i funzionari spiegano che la documentazione inviata dalla Regione non consente nemmeno di procedere a una valutazione completa. Nel mirino finiscono soprattutto i posti letto, 84 risultano cancellati pur essendo già programmati, mentre per altri 135 destinati alla psichiatria non viene indicata la collocazione. Criticità anche nella distribuzione di alcuni reparti, con posti letto non associati ad alcuna unità operativa, tra Agrigento, Messina e Cefalù. E non solo, il Ministero chiede chiarimenti sugli accorpamenti, sull'organizzazione della rete, dell'emergenza-urgenza e sulla pianificazione delle reti specialistiche, a partire da quella oncologica fino ai punti nascita. Il piano firmato dall'assessore Faraoni insieme all'ex dirigente Salvatore Iacolino, oggi sotto inchiesta per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa, arriva in un momento delicato anche sul piano politico, con tensioni nella maggioranza regionale sulla gestione della sanità. Ma dalla Regione si prova a smorzare i toni. Le osservazioni erano attese, spiega Faraoni, e nascono da un confronto istituzionale inevitabile. Intanto da Palermo assicurano correttivi in arrivo per lo più tecnici, ma il confronto con Roma resta aperto. A Catania sgommerato il centro sociale che era nella palestra, l'ex palestra di Piazza Lupo. Le ruspe del comune sono già in azione per demolire la struttura e fare posto ad un parcheggio. Le ruspe sono entrate in azione con un ragno meccanico e un martello demolitore. Al posto della ex palestra sorgerà una piazza con area destinata a verde, la realizzazione di un giardino pubblico tecnologico e percorsi pedonali con la riorganizzazione delle aree di sosta, mantenendo il numero degli stalli attuali. Con un'operazione interforze coordinata dalla Questura di Catania è stato sgomberato lo stabile di proprietà comunale di Piazza Pietro Lupo in esecuzione di un'ordinanza del sindaco Trantino pubblicata sul sito del comune. Perimetrata l'area cantiere che comprende anche Piazza Maiorana, con i lavori che dovranno concludersi entro il 31 dicembre di quest'anno secondo le previsioni del progetto di riqualificazione nell'ambito PNRR, Piani Urbani Integrati e PNC, avviato lo scorso 23 marzo. Questo intervento è un tassello fondamentale della nostra strategia di rigenerazione del centro storico che sta riguardando varie zone, ha dichiarato il sindaco Trantino. Piazza Lupo tornerà a essere uno spazio vissuto, sicuro e decoroso, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio cittadino. La ex palestra era occupata da anni. Nei giorni scorsi alcuni attivisti avevano messo in atto una protesta pacifica contro la decisione di demolire lo spazio aggregativo. Lo sgombero è avvenuto senza criticità, sotto lo sguardo di alcuni giovani che non si sono opposti alla presenza delle forze dell'ordine mentre si radunavano alcuni manifestanti. Secondo l'ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza è fatto tassativo divieto a chiunque di introdursi all'interno dell'immobile e di sostare nelle sue pertinenze. Violenza nella movida gelese, una discussione per futili motivi tra ragazzi finisce nel sangue. Gerri Italia. Doveva essere una serata come tante, si è trasformata in violenza. A Gela, nel quartiere Caposoprano, davanti a un bar di Viale Indipendenza frequentato da giovani, una lite è degenerata in un accoltellamento. È successo poco dopo le 20. Una discussione tra due giovani per motivi banali si accende rapidamente. Poi il gesto estremo, un coltello, almeno 2 fendenti. A terra resta un ventenne, Andrea Tosto, colpito all'addome e al fianco. Panico tra i presenti mentre l'aggressore fugge tra i vicoli. Il giovane viene trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Le sue condizioni appaiono subito serie. Una lama avrebbe perforato un polmone. In serata il trasferimento in di soccorso a Catania e l'intervento chirurgico al Cannizzaro. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Scattano immediatamente le indagini della polizia. Rilievi, testimonianze e immagini di videosorveglianza. Nel giro di poche ore il presunto responsabile viene identificato e arrestato. È un 22enne, adesso accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Un episodio che riporta al centro l'allarme lanciato qualche settimana fa dal procuratore capo Salvatore Vella. Sempre più giovani girano armati e anche le liti più futili si trasformano in aggressioni. Una deriva che ancora una volta trasforma la movida in un teatro di violenza.
Ieri a Messina è stato l'anniversario di 2 femminicidi, quello di Lorena 40 e Sara Campanella, uccise, pensate, a distanza di 5 anni l'una dall'altra. Sentiamo Francesco Triolo. È il giorno in cui si rinnova il dolore. La comunità universitaria e studentesca di Messina ha ricordato oggi i femminicidi di Sara Campanella e Lorena 40, 2 studentesse della facoltà di medicina uccise da chi diceva di amarle, ed è un filo tragico quello che le lega. Il 31 marzo 2020, in pieno Covid, la morte di Lorena a Furci, il 31 marzo dello scorso anno quello di Sara. Nel cortile del rettorato questa mattina sono state ricordate con una corona di fiori deposta sul monumento intitolato proprio alle 2 studentesse. È già passato un anno, però il ricordo si mantiene vivo perché la nostra comunità è stata profondamente colpita da questo avvenimento. Spesso si pensa che siano cose distanti, però purtroppo quando accade a casa nostra il dolore è ancora più grande. Commozione e silenzio in una giornata piovosa a Messina, il velo di tristezza che avvolge tutti, compresa la rettrice Giovanna Spatari, particolarmente colpita dalle 2 tragiche morti. Noi con i nostri studenti insieme, loro più di me non dimenticano questi efferati crimini che hanno privato 2 ragazzi come loro della possibilità di avere un futuro. Quindi questo è solo un momento di dolore vissuto nel silenzio e vuole essere, come c'è scritto in fondo nella targa, un momento di memoria ma anche un atto di responsabilità per tenere sempre altissima l'attenzione. L'Ateneo messinese ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione sulla violenza che adesso cercherà di esportare anche nelle altre università. Breve pausa e poi ci occuperemo del tempo incerto proprio nelle festività pasquali. Eccoci in studio, tempo incerto per le feste di Pasqua con acquazzoni in vista, delusi i turisti in cerca del sole e calo anche di prenotazioni per le tensioni internazionali. Sentiamo Tonino De Mana. A Catania la stagione turistica si apre purtroppo in un clima di incertezza. Incertezza geopolitica per le tensioni in Medio Oriente ed incertezza climatica che si protrarrà fino a Pasqua con la primavera che in Sicilia tarda ad arrivare, anzi si fa quasi desiderare. Franz Cannizzo, presidente di Abetnea, prevede una Pasqua in chiaroscuro. Ci sono le prenotazioni, ma il maltempo e le tensioni internazionali rischiano di rallentare l'avvio di questa stagione 2026. Turisti in giro per Catania con ombrelli impermeabili per la pioggia e giubbotti invernali e stupore per chi era sbarcato dalle nostre parti in cerca di sole e temperature gradevoli. Leeds in England. London. Birmingham. Sicily is beautiful, but the weather is not very good now. Londra, Leeds, Birmingham. Catania sembra una succursale inglese con umidità, cielo grigio e a tratti pioggia. Sorpresa anche questa coppia proveniente da Torino. Siamo venuti con un abbigliamento molto pre-estivo e abbiamo dovuto invece comprarci della roba un po' più pesante. Io mi sono portata le cose stratificate, quindi anche il maglioncino pesante da Torino. Ma il sole dove c'è? Si aspettava la primavera, il caldo siciliano, ma si fa attendere anche questo? Sì, quest'anno è così, ma va bene lo stesso. Poi avete sempre bisogno di acqua, quindi mi pare che questa volta siete stati accontentati. Pullman turistico coperto che poi riparte e si fa largo tra le immancabili buche. Mentre i turisti fotografano la fontana di Proserpina, purtroppo in pessime condizioni, l'autista tiene saldo il volante, pronto ad evitare gli ostacoli, le voragini di via 6 aprile. Supereroi e mondi incantati entrano in corsia e regalano un sorriso ai più piccoli. All'ospedale di Acireale la pediatria cambia volto grazie al progetto Corsie e Colori. Desiree Ferlito. Supereroi, fate e mondi incantati entrano in corsia e trasformano la paura in sorriso. Alla pediatria dell'ospedale di Acireale la paura passa anche dai colori. Un reparto completamente rinnovato dove le pareti si animano di personaggi e scenari fantasiosi, pensati per accogliere i piccoli pazienti in un ambiente più sereno e familiare. È il risultato del progetto Corsie a Colori, reso possibile grazie al lavoro di associazioni e volontari che hanno unito le forze per rendere l'ospedale un luogo meno distante dal mondo dei bambini.
Per i vertici dell'ASP di Catania il progetto ha un beneficio indispensabile per i più piccoli. È un progetto che in collaborazione con l'ASP di Catania serve ad umanizzare l'unità operativa di pediatria e a rendere le cure per i piccoli pazienti più semplici e alleviare la sofferenza. Un valore condiviso anche dal personale del reparto che ogni giorno accompagna bambini e famiglie in momenti delicati e che da oggi può contare su un ambiente ancora più accogliente. E basta varcare la soglia per accorgersene, il colore prende il posto del bianco ospedaliero e trasforma la degenza in un viaggio tra fantasia e leggerezza. Ci fermiamo, breve pausa, poi la pagina dello sport, il calcio, il Catania si prepara ad affrontare il Picerno. Ripresa degli allenamenti per il Catania che deve preparare la partita contro il Picerno in programma al Massimino il lunedì di Pasquetta. I rossazzurri hanno un occhio anche a Salernitana Benevento che si giocherà allo stesso tempo e non si sa mai possa rientrare clamorosamente in gioco per la promozione diretta. Francesco Triolo. Rientrare in gioco per la promozione diretta è complicato, il Benevento è lontano 8 punti, ma un clamoroso suicidio sportivo dei campani potrebbe riaprire i giochi. È vero, lunedì di Pasquetta c'è Salernitana Benevento che potrebbe dare qualche speranza, ma il Catania di Piani in questo momento pensa, è costretto a farlo, a prepararsi al meglio per i play-off e il nuovo allenatore sta pian piano, giorno dopo giorno, cercando di conoscere la squadra, le caratteristiche, gli equilibri. Viali in 2 partite ha imboccato una strada con una base che appare chiara, 4-2-3-1 con possibilità di muoversi in maniera elastica soprattutto in mezzo, dove Di Tacchio, Quaini e Di Noia rappresentano giocatori duttili e intercambiabili che possono far cambiare ritmo e passo alla squadra anche a partite in corso. Contro il Latina anche l'ingresso di Corbari ha dato qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva, mentre davanti D'Ausilio e Bruzzaniti si sono, aiutati a vicenda. Ecco, la capacità di modificare il proprio modo di giocare tra primo e secondo tempo, con i cambi dalla panchina e i moduli in campo, è stata forse la novità maggiore che è stata evidenziata al Latina dai rossazzurri. Adesso occorrerà ripetersi lunedì contro il Picerno. Una vittoria servirebbe a mettere pressione sul Benevento, che non guasta mai, ma soprattutto in questo momento a consolidare il secondo posto in classifica che in chiave playoff ha il suo peso, soprattutto se potrai contare poi appieno sull'effetto Massimino. Altri 5 punti di penalizzazione, nuova ammenda, stavolta di 2.000 euro per il Trapani che, evitata l'esclusione dal campionato, scivola però all'ultimo posto in classifica, alla pari con il Siracusa. Il club era stato deferito lo scorso 5 marzo dalla Covisoc, la commissione indipendente incaricata di verificare l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive. Complessivamente sono 25 punti di penalizzazione accumulati dal club del presidente Antonini in questa stagione. Prima di chiudere una ultima notizia di cronaca, perché a Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato in 2 centri di scommesse computer logati a siti di scommesse online riconducibili ad libratori esteri non autorizzati. L'esame dei computer ha consentito di rilevare la raccolta di scommesse illecite complessivamente nel 2026 per 350.000 euro attraverso 14.000 singole giocate. I titolari degli esercizi sono stati così deferiti all'autorità giudiziaria. Io mi fermo qui, vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.